Un incontro a Padova per ricordare Don Luigi Mazzucato, per oltre 50 anni direttore del QAM Medici con l'Africa, una figura centrale della cooperazione internazionale che ha lasciato il segno nella vita di chi lo ha conosciuto e con lui ha collaborato. Don Luigi è stato direttore dal 1955 al 2008, quindi 53 anni di direttore. Da prete ha dato la visione lunga alla vita del QAM. In mezzo ai tanti problemi che assediano la vita del QAM, ha sempre mantenuto una visione lunga della cooperazione, della solidarietà internazionale, ed è stato un grande merito. E poi anche come prete all'interno della vita della Chiesa di Padova, a dire che è una Chiesa che non può chiudersi ma deve aprirsi al mondo, con tutte le sfide, le fatiche anche, ma anche con la forza del Vangelo, che la solidarietà, che l'attenzione ai più poveri, la vicinanza e la cura delle persone ammalate è un carisma fondamentale della vita della Chiesa che si ispira al Vangelo. Il QAM è presente in 9 paesi dell'Africa, tra i quali l'Uganda, dove l'OMS ha dichiarato l'emergenza Ebola, una malattia che preoccupa. Per questo sono già state prese tutte le precauzioni possibili. L'Ebola uccide, la paura c'è, siamo allertati, siamo sul pezzo in Uganda, dove noi siamo presenti e stiamo dando ai nostri tutti i dispositivi necessari per proteggersi da questa epidemia. Ovvio che fa paura perché uccide l'Ebola, però siamo anche fiduciosi che con l'aiuto, con l'attenzione, con la sensibilità e la competenza che abbiamo di poter contenere questa malattia che fa paura.